Ciao ragazzi, bentornati nella cucina di Gianico, qui a Molvena nel Vicentino. Da oggi inizia una triade di ricette dedicate all'oca, questo volatile da cortile nobile a cui è dedicato praticamente il mese di novembre, la famosa oca di San Martino. Ma voi sapete che retroterra culturale c'è dietro questo animale e quindi anche questo alimento? Ce lo facciamo raccontare da Gianico. È un animale che arriva prima del maiale in Veneto, cioè l'oca era proprio l'animale per eccellenza nelle corti, perché mangiava, aveva tutto come il becco, dove che mangiava l'erba, la rasava come un rasaerba. Era un diserbante naturale. Un diserbante naturale. Prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su quello che faccio, compreso quello che fa Gianico, dove adesso torniamo. Oh, caro Stefano, adesso ho fatto il ripieno del salame d'oca. Qua io ho messo una salsiccia, bassissima percentuale di sale, gli avanzi cicci che avevo dell'oca e che ho messo dentro, ma pensati cosa che faceva una volta per dargli gusto, i datteri. Ma che bello. Oh, il dattaro, qui che vedeva datteri, no? I veneziani commerciava, li comprava a zero skate e li vendeva a una montagna di skate. Li ho messi dentro, li metteva dentro sul ripieno del collo dell'oca. Io ho messo dentro delle nose, mandaria pinoli, però le nose a me mi piace di più. Io ho messo dentro i fighetti secchi e l'uvetta passa. Mi non l'ho messa in moia, perché comunque la malvasia, certo, e un po' di cogne per dare il gusto, gli ho messi qua. Ho capito. Quindi frutta secca, malvasia e cognac. Sì, e salsiccia. Sì, perché Oni che aveva mia ai supermercati una volta, tutte queste robe qua era roba che si conservava insieme al granaro o sua credenza. E adesso? E adesso mi li dopero perché, porca miseria, è qui che gli dà il giusto la cucina antica con la cucina moderna, che è sempre la nostra tradizione, o no? Certo. E dopo mi dico, per bene il collo. Loro vi sa. Adesso lo mettiamo su sull'insaccatrice. Una volta che io l'insaccatrice a mano, però senti adesso le mie macchine e dopo ti vedrai cosa che stiamo fare. Ma questa, Gianico, è una tradizione? Si è sempre fatto così? Sempre fatto così. Quindi non c'è una personalizzazione tua? Ma no, ma dopo qualcosa può essere che qualcosa c'è di mio, cavolo, a merenda. Però la scuola è quella? Ma sì, ma adesso ho fatto anche questa roba qua con i coi del capone. Però il salame d'oca è questo. E quanto vengono apprezzate queste preparazioni? Ma tantissimo, perché non c'è additivi, additivi, esaltatori di sapidità, porca miseria, è proprio una roba, se la bestia che mangia bene, è profumata del suo, beh adesso ti ho sentito il profumo che sdrigna su. Certo, certo. E dopo insomma, chi è bugiardo ladro? Sono più gli appassionati o c'è gente che si avvicina anche a queste cose antiche? Mi piace tantissimo perché sei tutti giovani. Davvero? Che gente, sì, che sei dei clienti giovani, che ti dico Enrico, che sei Luca, che viene su, che sei gli occhi che brilla curiosi, no? E che dico, guarda che ne sei invenzione da stellati. E se no, proprio che facevano una volta le massaie, i contadini, queste grandi cucine che erano dentro sulle ville venete, vedete le cucine venete, che sei in Villa Contarini, che sei in Villa Scapì, Villa Capra. Dopo, no? Mi qua che sarà tutta Soconcia, Stefano, tutto queste robe qua, adesso le metto dentro
ma perché gli metto dentro tutto quanto, no? È perché questo che dà il gusto all'olio, o se no, dopo mi uso l'olio d'arachide, perché mi permette sto olio qua, dopo mi ottengo, mi faccio i fritti. Adesso, semplicemente, caro Stefano, qua che si sa tutto, questo qua lo metto in frigo così senza coprirlo, senza fargli niente. Mica un forno che sto qua, i miei colleghi mi dicono che sono all'antico, che però è un forno eccezionale, un Zanussi. Ti ricordi del Zanussi, la Sopas della volta? Quindi te lo metti un piastrone in ghisa così, fermo, e anche stare qua 120, 100 gradi, 3 ore, e che spettacolo. Dell'oca dunque non si butta via niente e soprattutto ci si può inventare di tutto, perché non c'è solo il salame, ci sono anche altre preparazioni che vedremo anche la prossima puntata. Ma intanto vediamoci questo e godiamoci soprattutto questo anticipo. Il petto d'oca, guarda che roba, mi ieri ho tribuato. Che colore? Che roba, che spettacolo, no? Adesso l'ho messo in concia, dopo lo saro e lo metto a fumicare. Wow. Adesso mi uso una roba particolare, qua lo taglio su fin, dopo domani sera lo faccio in gradea, grigliato, e viene fuori la tagliata d'oca. Eccezionale. Ma una roba buonissima, proprio, guarda ancora se non somiglia un manzo, una particolare. Che di più? Sì. Dopo le cosce, premesso, le cosce le ho messe via ieri sera, adesso le lavo sotto sale, e il sale me le ha disidratate, e le ha praticamente perfezionate, de gusto e de gusto, de profumi, de roba. Ste qua le metto via in unto, cioè col suo grasso. E Walter cosa sta facendo? Intanto Walter è un veneziano, Marghera, quando viene Marghera, cioè, la Marghera, sta morti. E lei è un collaboratore, un amico che lui sta qua, mi fa tutti i lavori che mi non so buon fare, non ho pazienza. Ad esempio? Ad esempio, le devo sfilacciare, tirare fuori tutti i sfilacci, sti qua queste cotte dentro su un brodo particolare. Sempre oca, vero? Sì, perché domani sera agosto evento oca e marsemin che tireremo fuori questa tradizione bellissima che abbiamo dell'oca. E questi sfilacci? E le tiro fuori i sfilacci che doparemo per fare, ma anche domani sera faccio una tagliadea, faccio un risotto, ma faccio anche un ripieno che è quello del collo di oca, del salame d'oca che facciamo dopo che ti mostro, insomma. Quindi queste sono parti residuali che altrimenti andrebbero buttate via. Non si butta via niente, sua cugina mia non si butta via niente. Non si butta via niente perché bisogna avere con gli orsi che abbiamo fatto un buonissimo brodo, profumatissimo. Qui sfilacci, adesso facciamo tutte queste robe qua. Con i fegato, i polmoni, con che robe facciamo, te vedrai dopo che l'assa di salsetta che facciamo. Col cuore, guarda, ma una roba buonissima. Ma dopo cosa vuol dire buttarti? Vuol dire che si usa tutto, che tutto è dentro su un ciclo bello di vita. Ma adesso le inforno ma quando è pronto da... Sì, il solito che lui noi lo possiamo segare. No. Però siccome il salame del maiale ti lo metti stagionare, certo, ti lo metti insomma là a fare la sua asciugatura, si dice. Ecco, lui le devo fare l'asciugatura in forno a 72-75 gradi, no? Domani passi e ti do una fettina perché se domani sera che è una serata importante.
No, perché sto qua, lei va improvvisamente, puoi segnare, capito? Scusami. Mi fai prolungare la oia. Sì, Porca grazie, miseria. grazie, e vieni. Però so che la prossima puntata sarà ancora sull'oca, vero? Sì, adesso l'Oca sì, Eh. adesso l'Oca sì, l'Oca è tutto, insomma. Continuate a seguirci, ragazzi.